Omaggio dei ventenni a Jesolo, stamane l'incontro tra il sindaco di Musile e le famiglie delle 4 vittime per gli ultimi dettagli dei funerali attesi in migliaia giovedì alle 10 nel campo sportivo. Speriamo che venga anche chi ha tentato di salvare i nostri ragazzi, dicono i familiari. Il desiderio di Giorgia, l'unica sopravvissuta, a partecipare al funerale per salutare il fidanzato Riccardo, morto nella tragedia. L'altro dramma della strada stamane a Preganzeolo, un anziano è stato investito mentre con la bicicletta attraversava sulle strisce pedonali, è gravissimo. Consiglio regionale straordinario sulla Pedemontana, approvata all'unanimità la mozione dell'opposizione sulle verifiche della Regione in merito ai materiali utilizzati dopo l'inchiesta di Malo. Zaia dice: Regione parte lesa, pronte tutela legale in caso di rinvio a giudizio degli indagati. Circolare inviata ai prefetti del ministro Salvini per un censimento dei campi rom e siti abusivi, obiettivo lo sgombero e stasera alle 20:10 il confronto di fuoco tra il sindaco Conte e il rappresentante della comunità rom. Troppe coppiette che si appartano per fare sesso nel parcheggio dietro alla chiesa di San Pio X a Treviso e il parroco decide di installare delle sbarre. Continuano le polemiche a Treviso per l'uso del vessillo di San Marco al posto del tricolore da parte dell'assessore Nizzetto. Il primo cittadino la difende vestendosi con il gonfalone della Serenissima. Il prefetto Maria Rosaria Raganà in visita agli studi di Antenna 3 a San Biagio di Callalta. L'informazione locale è fondamentale, spiega, per il territorio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e dunque ancora in primo piano la tragedia di Jesolo. Questa mattina nel municipio di Musile di Piave la riunione, l'incontro tra il sindaco di Musile e le famiglie dei 4 ragazzi morti nello schianto di sabato per mettere a punto gli ultimi dettagli per quello che si preannuncia appunto una cerimonia funebre, quella di giovedì mattina al campo sportivo con moltissima partecipazione, attese migliaia di persone. Sono state scale particolarmente dure da salire, quelle del municipio di Musile di Piave, per i genitori e i parenti dei 4 ragazzi morti nel tragico incidente di sabato sera sulla Jesolana. Il tricolore a mezz'asta li ha attesi oggi alle 11 per la riunione operativa in vista dei funerali di giovedì mattina. Convocati dal sindaco Silvia Susanna anche il comandante dei carabinieri e un referente dei vigili del fuoco, per l'incontro alla presenza del parroco don Flavio Zacchin. Volti segnati dal dolore, misto ancora all'incredulità per quel tragico destino che ha unito i 4 giovani e che li vedrà insieme nell'ultimo saluto stabilito definitivamente oggi in comune. Un incontro lungo, alternato a momenti di pausa per cercare di contenere l'angoscia dei genitori chiamati a decidere i particolari del funerale dei loro ragazzi, di quei 22enni appena approdati all'età adulta e già falciati dalla morte. Con loro anche Paolo Di Ral, che sta seguendo giorno e notte la figlia Giorgia, l'unica sopravvissuta, che ha già espresso il desiderio di essere presente all'ultimo saluto al fidanzato Riccardo Laugeni e agli amici Eleonora Frasson, Leonardo Girardi e Giovanni Mattiuzzo. Cortesi ma decisi, tutti i familiari hanno deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni, delegando al sindaco il compito di dare le indicazioni a quanti vorranno partecipare alle esequie. Il funerale è alle 10 di giovedì presso gli impianti sportivi. Ci saranno 2 accessi, uno riservato per i familiari e le autorità e uno invece per gli amici, per il pubblico che vorrà essere presente. Ci sarà comunque molto personale che aiuterà le persone a trovare la giusta via e ci saranno anche le indicazioni per i parcheggi e per come muoversi poi all'interno della struttura. I ragazzi partiranno da Jesolo alle 9:30 e quindi saranno qua indicativamente per le 10, forse qualche minuto prima. Prevista una giornata calda, a pieno sole, e per questo si stanno predisponendo ombrelloni e coperture per le migliaia di persone presenti alla cerimonia, con una parte dedicata agli amici e conoscenti dei 4 ragazzi. Ci sarà la cerimonia religiosa e poi un momento lasciato agli amici per degli interventi delle associazioni sportive per gli amici. Poi solo i familiari stretti o comunque le persone che i familiari intenderanno indicarci potranno proseguire per il cimitero. Un addio alla presenza del governatore Luca Zaia a testimoniare quanto questa vicenda abbia toccato i veneti. Un addio dove ognuno potrà compatibilmente con i tempi portare un fiore, lasciare un pensiero per i 4 ragazzi in una cerimonia dove i familiari sperano di incontrare anche i 2 ragazzi albanesi che si sono gettati nel canale pur di tentare di salvare quelle vite. E sempre giovedì a Musile ai funerali ci saranno anche i colleghi dell'outlet di Noventa di Piave, 2 di loro lavoravano proprio lì insieme alla dirigenza, e per consentire a tutti di partecipare alle esequie l'apertura del centro è stata posticipata alle 11.
saranno messi a disposizione del personale dei bus di collegamento dall'outlet allo stadio di Musile di Piave. Intanto domani in una sala della direzione del centro ci sarà uno striscione dove il personale dei negozi potrà porre una propria firma o scrivere un pensiero di ricordo, e nei prossimi giorni sarà anche piantato nel centro un albero in memoria di queste vite finite troppo presto. E un altro dramma della strada, questa volta sfiorato, anche se la persona travolta dall'auto, siamo a Preganziola, è un 89enne ed è in gravi condizioni. È successo stamattina. La bicicletta a terra in mezzo alle strisce pedonali, accanto un berretto e i pantaloni tagliati dai soccorritori. Sono da poco passate le 10 in centro a Preganziola, a pochi metri dal municipio. Un 89enne della zona con la bicicletta sta attraversando il terraglio sulle strisce pedonali quando sopraggiunge un'auto. Il mezzo viaggia in direzione Treviso. I testimoni dicono proceda a bassa velocità. Alla guida un uomo di 85 anni. Cosa sia accaduto spetterà alla polizia locale a ricostruirlo. L'89enne viene investito e finisce a terra. Alcuni passanti si avvicinano per soccorrerlo, qualcuno chiama il 118. In pochi minuti sul posto arrivano i sanitari del SUEM che stabilizzano il ferito e lo trasportano nel reparto di neurochirurgia del Caffoncello, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni rimangono gravi, ma l'uomo è cosciente. Inizialmente non è possibile identificarlo perché l'anziano con sé non ha documenti, ma poco dopo, proprio sul luogo, arriva il figlio che fornisce agli agenti le generalità del padre, ex consigliere comunale. Ora toccherà alla polizia locale accertare la dinamica. È stata già sentita una persona presente al momento dell'incidente, mentre domani verrà raccolta la testimonianza dell'autista del camion, al quale gli agenti sono risaliti grazie alle telecamere con lettore di targa che stava seguendo l'auto che ha investito l'89enne. Le sue dichiarazioni saranno fondamentali per ricostruire l'accaduto. La bicicletta, non siamo ancora riusciti a capire se l'uomo era in sella alla bicicletta o invece l'accompagnava stando a piedi. La bicicletta aveva già percorso mezza carreggiata. Non si capisce se sia comunque sbucato improvvisamente dalla coda o la persona che guidava non l'ha visto. Intanto si riaccendono le polemiche sulla pericolosità dell'attraversamento pedonale che alcuni residenti definiscono maledetto. Già 3 persone qui hanno perso la vita. I cittadini invocano un intervento di messa in sicurezza. Le condizioni di sicurezza di fatto ci sono, perché il semaforo sia a poche centinaia di metri più a sud, ci sono anche altri attraversamenti prima, ci sono i lampeggianti che lo segnalano, una serie di circostanze che oggi penso di poter concludere con una certa serenità non sono riconducibili alla sicurezza delle intersezioni. La politica adesso con il Consiglio regionale del Veneto in seduta straordinaria di oggi pomeriggio. Era previsto sulla Pedemontana del Veneto, è stata approvata all'unanimità la mozione Superstrada Pedemontana Veneta, la mozione chiesta dalle opposizioni. La Regione Veneto, dice questa mozione, esegua immediate verifiche straordinarie sull'esecuzione e sui materiali utilizzati nelle opere in cemento armato lungo l'intero tracciato, tutela della sicurezza dei lavoratori, dei cittadini futuri utenti dell'opera e anche dei livelli occupazionali. Questo in seguito alla inchiesta, l'inchiesta, il terzo sequestro del tratto della galleria Castelgomberto Malo nel Vicentino. Presente al Consiglio straordinario anche il governatore Luca Zaia, che ha ricordato come non c'è stata nessuna commistione tra committente e concessionario. Ricordiamo che gli indagati dell'ultima inchiesta sono 4 tecnici della concessionaria. Noi abbiamo piena fiducia nel lavoro di indagine della Procura della Repubblica, ha detto Zaia, e la scorsa settimana ha ricordato la Giunta ha comunque provveduto a dare incarico al professore Emanuele Fragasso di tutelare la Regione dal punto di vista penale qualora vi siano sviluppi nelle indagini sui cantieri appunto della Pedemontana Veneta. Un tema di cui aveva già discusso questa mattina nel suo tour in Veneto tra Verona e Padova, lo stesso Zaia, parlando anche di autonomia. Il premier Giuseppe Conte tenterà di ricucire lo strappo della scorsa settimana tra ministri pentastellati e leghisti nel nuovo vertice sull'autonomia convocato per venerdì alle 13. Il rischio però più che concreto è che anche questa volta, l'ennesima, si concluda tutto in un nulla di fatto. Il Movimento 5 Stelle infatti non molla e resta fermo sulla propria posizione imponendo i suoi paletti. Qualche giorno fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il pentastellato Stefano Buffagni, aveva dichiarato: secondo me il Veneto ha fatto delle richieste sovradimensionate
ridimensionate rispetto alla realtà e alla fattibilità. Sulla stessa linea il ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, che stamane ha detto secondo il dettato costituzionale le proposte di autonomia differenziata di Lombardia e Veneto sono impraticabili. Posizioni alle quali il governatore Zaia replica così. Chi dice ste robe non ha mai studiato, del resto io a scuola avevo dei compagni di classe che leggevano il Bignami, li trovo ancora in giro adesso che sono da Bignami. Intanto sul tema è intervenuto anche il Presidente della Camera, Roberto Fico. Solo il Parlamento può decidere, dice, sarà inflessibile, dovrà passare tutto in un percorso serio. Venerdì sarà una giornata ulteriormente importante, sottolinea Zaia, per la partita sull'autonomia che ormai è diventato come un conclave. A forza di fumate nere ne vedremo una di bianca prima o poi si tratterà di decidere se si firma o no. Però in questo momento vedo di buon grado il fatto che il Presidente del Consiglio abbia avvocato a sé la pratica. Mi fa dire ai veneti che quello che era un'utopia 2 anni fa, oggi è agenda del Governo e centrale nella discussione in questo Paese. Il Governatore ha parlato di autonomia a Padova, dove ha presentato l'azienda zero nel pomeriggio, poi è tornato in Regione per il Consiglio straordinario sulla Pedemontana, convocato dopo l'ordinanza di 10 giorni fa della Procura della Repubblica di Vicenza per il sequestro del cantiere della Galleria di Malo. Da più parti si era chiesta una presa di posizione della Regione e dello stesso Zaia. Abbiamo fiducia nella Procura, ha spiegato il Governatore, abbiamo 94 chilometri di strada che stanno procedendo verso l'obiettivo del 2020, resteranno sospesi solo i 7 chilometri di Galleria di Malo. Abbiamo fatto quello che bisognava sempre fare, però quando leggo che qualcuno dice che devo costituirmi parte civile, molto probabilmente qualcuno deve andare a studiarsi la giurisprudenza. Perché dice questo? Perché la costituzione di parte civile è una roba che non c'entra niente con la parte offesa. Noi possiamo costituirci come parte offesa, che è un'altra roba. E adesso la circolare del Viminale che fa discutere, la circolare del ministro Salvini che chiede a tutti i prefetti nel tempo di 2 settimane di fare un censimento dei campi Rom e Sinti in modo da poter individuare quelli abusivi e predisporre lo sgombero. Per i destinatari del provvedimento si tratta dell'ennesimo, dicono, accanimento contro di noi. Io penso che ormai il nostro signor Ministro stia sputando le ultime cartucce che ha nella sua fodera. L'unica cartuccia che gli rimane è quella dei Rom Sinti italiani. Per Davis Maior, delegato per Treviso dell'Associazione Nazionale Rom, non sarebbe altro che questo, l'azione intrapresa dal Ministro dell'Interno che con una circolare ai prefetti chiede che entro 2 settimane venga inviata da ciascuna provincia una relazione sulla presenza di insediamenti Rom, Sinti e camminanti, così da avere un quadro chiaro sui campi abusivi per predisporre un piano di sgomberi. Ma per i Rom è l'ennesimo accanimento. Noi siamo illegali, già quando nasciamo. Viviamo nelle roulotte, abbiamo le tende, abbiamo le capanne. Noi per loro siamo già illegali. Anche se noi ci comporteremo bene, loro dicono, beh, ma finché siete su questa realtà qua, voi siete sempre di birichini. Mio nonno era quello che portava la felicità nei paesi, perché portava le giostre, le portava a Treviso, le portava a Conegliano, le portava a Udine. Lui portava la felicità. Oggigiorno, per la propaganda fatta di certi partiti, per non ritornare sempre le stesse cose, ecco, solo vogliamo questo, la gente ti guarda con degli occhietti come dire, ecco, sono arrivati, ma speriamo che non ci rubano in casa, speriamo che non ci rubano di qua. Cioè, non si deve fare quelle cose lì. Nel 2017, dice Maior, c'era già stato un censimento che andava però nella direzione dell'inclusione sociale delle persone tolte dagli accampamenti. Ora dice non è più così. Non è peggio vederli per le strade che vivono in mezzo ai topi, vivono in mezzo alle sporcizie. Cioè, invece di includerli, li volete vedere per le strade. Era meglio regolarizzare con delle leggi extra questi campi, metterli a norma, seguire i ragazzi, dargli possibilità lavorativa, metterli nelle istituzioni comunali, portarli per un percorso di vita e gestire la vita insieme a loro, secondo me. Intanto però tra la gente molti sono d'accordo con il provvedimento chiesto da Salvini. Perché bisogna sapere chi c'è in Italia, nome, cognome, indirizzo e anche il numero di telefono come hanno il mio, è giusto avere anche loro. Un censimento è sempre giusto perché dà l'idea della densità della popolazione, di quante persone ci sono e tutto quanto. Giusto, è giusto.
Un censimento dei campi rom ben venga, questa almeno sembra essere la posizione di una parte dell'opinione pubblica che vede nella ricognizione ordinata dal ministro Salvini un provvedimento finalizzato alla conoscenza ed alla riaffermazione della legalità. Censire la tipologia degli insediamenti di rom sinti camminanti, le loro condizioni, la presenza di minori e altri dati non è poi diverso, secondo il comune sentire, dai consueti censimenti della popolazione. Noi siamo censiti, sappiamo dove abitiamo, abbiamo una casa, ok, loro chi sono? Possono rubare, possono fare, ma non sa chi sia. Io non sono, non è che voglio contro di loro. Sì, campi rom di tutto, no? Qua non so io, adesso viene dentro di tutto qua. Noi andiamo via fra poco. Se noi siamo controllati, tutta l'Italia deve essere controllata, tutta. Anche se in questo caso la relazione chiesta ai prefetti è volta a predisporre un piano di sgomberi. Occorre quindi fare attenzione, avverte qualcuno. Ma senza discriminazione, solo perché se vogliono essere italiani fanno come gli italiani. Siccome però suppongo che Salvini lo faccia a scopi, diciamo così, di epurazione razziale, se non lo faceva era meglio. Restiamo in città. A Treviso fanno discutere le sbarre che verranno montate dal parroco di San Pio X sul sagrato della chiesa. Ultimamente abbiamo visto che c'erano durante la notte delle attività sospette e preoccupanti. Allora abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo moralizzare questa parte della città. C'è chi le chiama le sbarre della discordia, chi le salva funerali e chi ancora le sbarre antisesso. Fa discutere la decisione del parroco di San Pio X a Treviso, che è anche titolare di Santa Maria del Rovere. Don Adelino Bortoluzzi, approfittando di alcuni interventi nell'ex scuola materna, ha predisposto l'installazione di 2 sbarre radiocomandate per evitare che veicoli indesiderati parcheggino attorno alla chiesa. Tu arrivavi con il funerale e non trovavi un posto. Io tante volte come prete dovevo parcheggiare a 300 metri da qua perché era tutto occupato. Ma le sbarre non serviranno solo per i funerali. Nell'ultimo periodo il sindaco ci ha chiesto di ospitare un'associazione di anziani. Allora come si fa? Abbiamo deciso di mettere questo spazio a servizio esclusivo di chi utilizza la Chiesa e le strutture della Chiesa. Fin qui la parte ufficiale, perché a applaudire alle sbarre ci sono soprattutto i residenti, stanchi non tanto del parcheggio selvaggio, ma di quello uso sesso. Infatti ci racconta chi ha le finestre che guardano soprattutto nel retro della chiesa, non c'è notte che qualcuno non si apparti con relativi segni dell'incontro diciamo ravvicinato, che qualcuno il giorno dopo poi è costretto a ripulire. Perché, conclude il parroco, accoglienti sì, ma no fino a questo punto. Siamo accoglienti verso i bambini che fanno scuola di musica, siamo accoglienti verso gli anziani che abbiamo ospitato in oratorio e soprattutto siamo accoglienti verso tutte le persone che desiderano cercare il Signore e che desiderano qui celebrare il loro lutto attraverso l'Eucaristia. Altre polemiche, quelle che riguardano l'assessore Nizzetto per l'uso dei vessillo di San Marco al posto del tricolore, ma il sindaco continua a difenderla anche con dei gesti particolari. Guardate. Per vedere se mi arriverà un esposto, indosso anch'io il vessillo del Veneto, anche perché deve essere un orgoglio e un vanto per tutti coloro che appartengono a questa regione indossare il vessillo del Veneto. Difende così il sindaco Mario Conte l'assessore alla scuola e allo sport Silvia Nizzetto, oggetto di 3 esposti in prefettura da parte del comitato 17 marzo, difensore del tricolore, della sinistra trevigiana e a breve delle minoranze consiliari, per aver indossato nel suo ruolo proprio di assessore la fascia con bandiera e colori di San Marco. Certo che ci sono i momenti istituzionali dove il tricolore è d'obbligo, ma al di fuori di quei momenti, se uno porta e indossa i colori della Regione Veneto, non ci vedo nulla di male. Nizzetto, su richiesta della stessa prefettura, ha inviato tramite gli uffici una sua memoria in cui ripercorre e spiega l'accaduto. La mia bandiera veneta non rinuncerò mai ad usarla, perché per me è un motivo d'orgoglio quando la dono a chi appunto è uno sportivo e magari va ad affrontare una competizione al di fuori della nostra regione o al di fuori addirittura della nostra
nostra nazione, e quindi credo che quello sia un momento di appartenenza che vada assolutamente poi amplificato, perché credo che sarà un motivo d'orgoglio anche per loro. Io inviterei le opposizioni a concentrarsi sui temi, quelli veri e quelli seri, per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, e lasciar perdere queste fesserie, tra l'altro anche basate sul nulla, e soprattutto a evitare di far perdere tempo alla prefettura, che ha ben altri temi di cui occuparsi. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Adesso parliamo un po' di noi, perché oggi il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, è venuto in visita negli studi di Antenna 3 a San Biagio di Callalta. Il suo commento al termine dell'incontro: fondamentale l'informazione locale. Credo che per questo territorio sia anche una cosa importante avere una TV che si occupa di raccontare quello che accade in tutte le sfaccettature di quella che è la vita di una provincia anche così importante, e quindi mi faceva piacere, dopo essere stata, come dire, tante volte soggetto di interviste, vedere un attimino come lavora la redazione, come funziona effettivamente una realtà che sembra semplice ma in realtà è molto complessa. Questo è il commento del prefetto in visita agli studi di San Biagio del gruppo Media Nord-Est, accolta dall'editore Filippo Iannacopoulos, dal vice direttore Ferdinando Averino e dal direttore tecnico Paolo Bottero. Il prefetto ha voluto conoscere dal vivo tutta la macchina televisiva, dalle sale regia fino a quelle posa, dove vanno in onda ogni giorno i telegiornali, i talk show e le rubriche di approfondimento. Prefetto particolarmente incuriosita dalla trasformazione digitale di tutta la catena tecnologica, a partire dalle telecamere remotate di ultima generazione. Quindi ci vuole una preparazione diversa o ormai il personale che segue? La questione è che con l'avvento digitale, come tutte le cose, tutto sta virando verso l'informatica. Il gruppo televisivo, che seguendo dal vivo costantemente gli eventi più importanti del Nord-Est, punta sull'informazione locale come servizio alle comunità. Un compito fondamentale, secondo il prefetto, ribadito al termine della visita. Secondo me è una realtà che chi ce l'ha è fortunato e va valorizzata. Adesso apriamo la pagina delle notizie dal Bellunese. E il turismo in primo piano, perché sfiora i 34 milioni di euro l'ammontare dei contributi erogati dalla Regione alle imprese della montagna veneta per la riqualificazione delle strutture ricettive. Un piano strategico così non si era mai visto, dice l'assessore Caner, che a Belluno ha parlato anche del prolungamento dell'A27. Dal dopoguerra in poi io penso che non si sia mai visto un intervento strategico e anche finanziario come questo. Dal 2016 ad oggi, quindi in 4 anni, stiamo parlando di circa 34 milioni di euro per la montagna veneta, di cui gran parte, oltre 22 milioni, per la provincia di Belluno. Il più grande piano di investimenti per la montagna veneta ha soddisfatto la quasi totalità delle imprese che hanno avuto accesso ai bandi finanziati dall'Unione Europea e dalla Regione, un segnale di attenzione a fronte di una doppia scommessa vinta, quella dei mondiali di sci prima e delle Olimpiadi invernali poi. Per le 287 strutture ricettive, 177 delle quali nel Bellunese, si tratta di 34 milioni di contributi che movimenteranno oltre 100 milioni di investimenti. Significa cantieri aperti nei nostri paesi, non solo a Cortina, ma in tutto il Bellunese e in tutta la montagna veneta. E questo è positivo in ottica dei mondiali 2021, ma soprattutto delle Olimpiadi 2026. Il boom delle domande a ridosso dell'assegnazione delle Olimpiadi, quando le garanzie fornite dalla Regione sulla disponibilità delle camere richieste dal CIO per la famiglia olimpica hanno rassicurato gli albergatori, la cui risposta è stata positiva e massiccia. Segnale di una crescita di mentalità che è mancata in passato, ha detto Caner, che a Belluno ha commentato anche l'ipotesi di prolungamento dell'A27 proprio nell'ottica dei Giochi 2026. Il turismo potrà avvantaggiarsi del progetto auspicato dalle categorie economiche di prolungamento dell'A27 sempre nell'ottica delle Olimpiadi? Ma noi lo auspichiamo perché riteniamo che un passaggio soltanto, che è quello del Brennero, dal nord alla nostra montagna, alla nostra pianura, sia insufficiente, e quindi la possibilità di avere un altro valico significa molto, non solo per le aree montane ma anche per le aree di pianura, per la costa veneta, per Venezia stessa, sia dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista dei flussi commerciali. Adesso giovani e anziani insieme per il bene comune. A Belluno in questi giorni è partita l'operazione di pulizia e riverniciatura dei cestini, eseguita interamente dai volontari. Guardiamoli.
Stiamo facendo un po' di pulizia, giustamente in centro a Belluno, ci sta bene, diciamo. Da quanto tempo siete impegnati in questa attività? Io da pochissimo, loro da parecchio tempo ormai. Dalla solidarietà alle manutenzioni, un senso di comunità che si rafforza e si allarga di anno in anno. A Belluno in questi giorni giovani e anziani si stanno alternando nella pulizia e riverniciatura dei cestini, oltre 100 quelli presenti in città, più di una cinquantina quelli già rimessi a nuovo dai volontari del servizio civile anziani e dai ragazzi che hanno aderito all'edizione 2019 di Estate Partecipando del Comune di Belluno. Il connubio sta funzionando benissimo perché stiamo già vedendo testimonianza del lavoro che viene fatto. Sì, intanto è un lavoro utile per il decoro, anche perché adesso per fortuna si vedono più turisti di una volta e quindi è una bella immagine che si dà della nostra città. L'operazione Cestini Puliti, eseguita al costo dei barattoli di vernice, ha interessato in questi giorni il centro cittadino. Bellissima cosa che i volontari facciano qualcosa per tutti. Sono giovani e anziani insieme? Bellissimo, top. Sono contento, finalmente, l'Italia che si muove. Grazie a questa attività i giovani volontari che aderiscono all'iniziativa Estate Partecipando hanno diritto all'acquisizione dei crediti formativi da spendere durante il prossimo anno scolastico. Lo dico d'antenna, la rubrica per segnalarci di servizi, i problemi, le vostre storie. Allora, come sempre vi ricordo i riferimenti, che sono 3, redazione @antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms e WhatsApp. Il censimento dei campi Sinti e Rom, le polemiche che ne sono seguite, che ne stanno seguendo, bene, fra pochissimo, a 20:10, una puntata da non perdere, uno scontro di fuoco tra il sindaco di Treviso ed esponente della Lega Mario Conte e Davis Maior, del consigliere dell'Associazione Nazionale Rom, da non perdere fra pochissimo su 20:10. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Pressione in ulteriore aumento, bel tempo dunque, ma non si esclude una certa variabilità, in particolare sui settori alpini. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 17 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio però avremo qualche nube in più con qualche veloce temporale sui monti bellunesi, mentre altrove si manterrà in genere stabile. Temperature in lieve aumento con minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 32 gradi circa. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti poco nuvoloso, poi saranno possibili dei piovaschi sui rilievi alpini, sempre buono invece sul resto della regione. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime oscillanti tra i 25 e i 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista, specie al mattino. Col passare delle ore invece saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la regione, localmente anche intensi. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, massime sui 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.